La salvaguardia dell'ambiente è un tema caro alla Lega Nord. Le uniche leggi a tutela ambientale approvate in questa legislatura sono proprio leggi ideate dal Carroccio. Si pensi agli interventi regionali per la promozione e il rispetto del protocollo di Kyoto, alla legge per la tutela dei corsi d'acqua delle risorgive e a quella per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, grazie alla quale è stato dato un contributo per combattere lo spreco di luce. Sono leggi nate in seno alla Lega. Questo significa che noi più di altri abbiamo ottenuto concretamente risultati per la salute dei cittadini, per la difesa dell'ambiente e del territorio. Il nostro impegno per il futuro non può che procedere in questa direzione: sviluppo sostenibile e un occhio di riguardo al territorio che abbiamo ricevuto in prestito e che dobbiamo lasciare ai nostri figli. La crisi mondiale dei mercati finanziari ha avuto ripercussioni sull'economia reale, causando pesanti danni al sistema delle imprese e al mercato del lavoro. I consumi hanno subito una grave contrazione con effetti molto negativi per le economie locali. La Lega Nord, attraverso il progetto di legge a sostegno del reddito dei lavoratori e delle piccole imprese, presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 febbraio 2009 e di fatto recepito dalla Giunta regionale, ha proposto una serie di strumenti e interventi straordinari per fronteggiare la crisi. Abbiamo istituito un fondo per l'anticipo della cassa integrazione per venire incontro a tutti quei lavoratori che perdono il posto di lavoro e che troppo spesso devono aspettare anche 5-6 mesi prima di vedersi erogare tali finanziamenti. Così facendo aiutiamo anche le piccole e medie aziende che dovrebbero dare questi soldi ai lavoratori e permettiamo alle stesse aziende di raccogliere fondi da investire nella propria attività principale. Inoltre, come Regione sosteniamo le piccole e medie aziende sotto i 15 dipendenti che sono in una momentanea crisi di liquidità, istituendo un fondo con un tasso agevolato. L'attuazione di riforme in campo amministrativo da parte della Lega Nord è rivolta anzitutto a spostare il denaro che confluisce a Roma verso le regioni del Nord, con l'applicazione di leggi in senso federale. Il Carroccio si schiera contro uno Stato centrale che stabilisca quanti soldi si debbano restituire ai veneti. Per giungere ad un risultato concreto si fa largo la proposta di autonomia e federalismo, in modo tale che i comuni virtuosi del Nord possano gestire le proprie risorse autonomamente, anche attraverso il riconoscimento di un premio di maggiori trasferimenti per le capacità dimostrate. I comuni sono sempre più in sofferenza, soprattutto i comuni al nord. Lo Stato è sempre meno presente con i trasferimenti e in più ora c'è il patto di stabilità. Bisogna dire le cose come stanno. È necessario che anche il sud si dia da fare, bisogna uscire dall'ambiguità. I sindaci, gli amministratori locali del sud devono imparare a gestire la cosa pubblica. Basta con lo sperpero di denaro. Noi nel frattempo cosa facciamo? Attendiamo che si applichi la legge sul federalismo affinché si possa avere quel tanto di autonomia per poter spendere i nostri denari a favore dei servizi per i nostri cittadini. La Regione del Veneto ha portato avanti numerose azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del proprio patrimonio ambientale, storico e artistico. Ne costituisce un esempio la realizzazione di interventi per la valorizzazione dei contesti urbani, caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane e di opere di fortificazione connesse. Inserendosi in questo quadro, la Lega Nord si schiera in prima linea per la promozione del territorio veneto e l'incentivazione del turismo. Il Veneto, tra acqua e cielo, in mezzo alla nostra terra, il nostro Veneto, una terra ricca di monumenti, di bellezze naturali, di prodotti tipici. È su questo che dobbiamo puntare, rilanciare le nostre città murate, i nostri fiumi, il nostro territorio, per rilanciare il turismo, per rilanciare la nostra agricoltura, per rilanciare l'economia del Veneto.